15.000 like e andrò a vedere la finale europeo dell'Italia a Berlino. You! Ciao, bentornati sul canale Smerallan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, come vedete, sono con Antonio Sbancatore, Capite? il Goat di TikTok. Ragazzi, oggi con Antonio siamo qui per registrare il Cosa ne pensi di, quindi un format molto bollente. Ti farò dei nomi, prima random e poi dopo una lista di nomi che mi sono preparato io e tu mi dovrai rispondere sinceramente cosa ne pensi di queste persone. Perfetto. Quindi ragazzi, supportate il contenuto con un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e continuate a seguire pure Antonio su tutti i social. 15.000 like e andrò a vedere la finale europeo dell'Italia a Berlino. Allora Anto, adesso andrò tra i tuoi seguiti di Instagram con gli occhi chiusi e vedo un attimo tu chi segui e scorrendo con gli occhi chiusi appunto vedo... Allora Anto, adesso andrò un attimo tra i tuoi seguiti di Instagram e con gli occhi chiusi scorro e vedo su chi mi capita il dito e tu mi devi dire cosa ne pensi. Anto? Vai. Cosa ne pensi di... Fuse Gamer? Non ci credo, Anto. Ma Fuse Gamer è il top, mi deve invitare in Villa Elizio, quindi carissimo Fuse Gamer, aspetta cazzicola al bar Temur Zero per invitarmi in Villa Elizio e poi fare le recorrenze insieme, fare le live insieme, parlare, divertirci, è il top, è il 100%. È il tuo influencer preferito? Capite? Ma influencer siamo quelli di 5-6 milioni persone, ma capite? Non è un influencer, Andrea. Influencer quelli che fanno le cose solo di fa. Nope. Tipo Elise Esposito che mette Lavaggi solo di fan, mette Pop solo di fan, il Dorto Bavaro, Elena Spano, cioè quelli sono un po' così, capito? Fuse Gamer è buono, proprio, cioè fa bene quello che fa, capito? Allora cosa ne pensi del dottor Bavaro? Quello che ha fatto con Elena Spano, abbiamo saputo tutti, ha fatto po. Non va bene. Dei suoi contenuti in generale, cioè lo segui sui social, su TikTok, li vedi le cose però, che fa? non tantissimo. Cioè che sono proprio sincero, Troppo. Vai. Facciamo un altro nome. Cosa ne pensi di Pachi Sibillo? Ma Pachi ha fatto il tatuaggio con Letizia e poi si è lasciato. Poi ci prova con Matilde Pag e poi dice che è così, litiga con troppe donne. Pachi, sei un sibillo, non sei un gentiluomo, devi essere più gentiluomo. Poi devi trattare bene Letizia, ti fai il tatuaggio e poi la lasci. Dici che sei innamorato della donna della tua vita e poi non stai insieme. Poi comunque a volte nelle dirette del testosterone ti poni male verso le donne, devi essere più gentiluomo verso le donne. Ok, facciamo un altro nome random. Cosa ne pensi di Vittoria Martinez, prima donna? È bella, è toast, comunque è bella, è bellina, è carina, la vorrei accarezzare, gli vorrei dare un bacino, però non è il mio tipo. Però io vorrei dare un bacino. Bacino? Sulla guancia? Sì. Li segui i suoi contenuti? Sì, si sclera molto per il giapponese, urla. Come te? Diciamo che io studiavo a scuola, lei non te un genio a studiare, perché se avesse voglia di studiare lei non si lamenterebbe, lo farebbe e basta. Quindi diciamo che non tiene tanta voglia, capito? Ok, facciamo qualche altro nome. Vai. Sempre random. Cosa ne pensi di Gianmarco Tocco? Non lo conosco. Blur, ma fa troppi soldi su Twitch. Poi ha fatto la cosa scorretta contro il pinguino, perché poi l'interesse di Blur non è chiarire, è fare andare a fare soldi su Twitch. Se la crede un po' troppo. Blur dice un po' troppe parolacce, è un po' volgare, troppe parolacce dice, porco puntini, ma zio puntini, ma cioè troppe cose brutte. Blur è troppo, a volte io ho una diretta di Blur, troppo fastidio, troppi suoni con le canzoni, lui che urla, che dice troppe parolacce, troppo, ho staccato subito. Quindi non lo segui con piacere, non lo segui proprio? Un po' così, non mi piace Blur tanto. Va bene, facciamo l'ultimo nome random. Vai. Cosa Coccodrillo ne... femmina. devo farmi... Coccodrillo femmina, vai. Vabbè, speriamo che mi esce una femmina. Cosa ne pensi di Patrizio Chianese? Non è una femmina, però... Poi hot dog, non ho mai assaggiato il hot dog, però lo devo assaggiare il hot dog. Quello che ha fatto al cavallo, comunque, lui è vero che ha sbagliato, però l'hanno fatto troppo esagerata. Hanno esagerato più di come lui ha sbagliato. Un po' come ho fatto io con i cagnolini che hanno fatto un casino enorme. Io ho sbagliato con il mio cagnolino, però hanno fatto un casino enorme. Anche con Patrizio Chianese ha sbagliato con il cavallo, ma hanno fatto un casino enorme. Noi siamo persone, gli sbagli ci possono stare, ma comunque siamo persone e sappiamo come rimediare. Dentro abbiamo anche un cuore. Però come Patrizio Chianese diciamo non vedo nulla di male, cioè comunque fa bene il suo lavoro, si impegna e si merita quello che ha avuto. Ok, belle parole, bei messaggi, begli insegnamenti. Adesso come ti ho detto abbandoniamo i random, quindi nomi random, ti faccio io quelli che mi sono preparato. Vai. Ok, allora volevi una femmina e ti faccio il primo nome di una ragazza che conosci sicuramente. Cosa ne pensi di Jenny Serpi? Lo sapevo, è una bella ragazza.
ragazza. Se è sorda la guarderei in faccia e gli parlerei così: Jenny, vogliamo uscire insieme così magari ti do il tè a pesca? Oppure facciamo un balletto, una challenge sui rigori? Così se non sente, io la guardo piano piano, gli parlo così, magari gli parlo nell'orecchio un po' per aiutarla, così può sentirmi e può capirmi. Comunque è una bella ragazza, non è il mio tipo al 100%, però non mi deve fare impazzire. È una bella ragazza e ci sta, tutto a posto, nel contesto ci sta. Vi siete conosciuti a livello social? No, mi farebbe piacere conoscerla, andare sulle clip di Zoomer per incontrarla, per parlarci, per conoscerla. Ok. Allora, cosa ne pensi del testosterone? Prima l'hai nominato tutto il gruppo, Pietro Storti. Pietro Storti è un po' troppo storto, però è Pietro Storti, una battuta. Pietro comunque non ci pensa una battuta. Comunque poi Matilde Bug, Pachi, Giorgia, Bane. Li segui proprio, cioè Sì, esatto. E quindi ti piace? Bane mangia troppo pane. Camila Masato, ma non è sposato. Poi chi è quell'altra femmina? Comunque Giada, quella Vittoria Martinez che ci sta. Però Storti ha creato un bel gruppo, quindi ci sta. Melanie, l'altra, Melanie. È bella Melanie. Tutte quante ti piacciono? Sì, ma non sono il mio tipo. Ma chi è il tuo tipo? È una ragazza riccia che si fa i capelli lisci e niente, questo. Come? Riccia però si fa i capelli lisci? Esatto. Cioè modificata? Esatto. Solo i capelli ti piacciono, cioè di una ragazza? Poi magra, non chiattulilla, magrolina. Cioè non tanto e non poco, cioè normale. A livello caratteriale? Che ci deve tenere, deve essere dolce, brava, ci deve tenere, deve essere presente, ci deve essere presente l'esserci è importante di ogni altra cosa. L'esserci, il modo sincero, l'esserci in maniera sincera. Ok, allora ti faccio un altro nome, vediamo se lo conosci. È un uomo, stavolta. Cosa ne pensi di David Rubino? Non lo conosco. Ok, allora te ne faccio un altro. Lui sicuro lo conosci perché ho visto che su TikTok hai detto qualche cosa. Cosa ne pensi di Michele Napolitano? Ma lui ha rischiato andare vicino a buco. Cioè lui ha rischiato andare vicino al buco dei Campi Flegrei. Però se io andrei vicino se andassi vicino al buco dei Campi Flegrei, anche io farei 5 milioni. Comunque è bello quello che fa, ha rischiato, però ha fatto bene perché comunque ha visto le scosse, ha dato informazioni. Poi gli cagò troppo con le persone, ma alla fine non è, cioè ci sta e va bene. È un bravo ragazzo alla fine per te. Metà e metà. Tenere un po' a capo per spartere il ricchio. Ma avete litigato? Non proprio. Ho detto Michele che veniva. Vabbè venga. Mi promette tanto ma non fa niente. Non mantiene promesse. Fa sempre in ritardo. Un po' tiene a capo per spartere il ricchio. Ti ha detto che sarebbe venuto a casa tua? Ti porto l'elettronica, ti faccio vedere così. Vabbè, dai, tempo al tempo. Magari che la capo per spartere il ricchio si aggiusta un pochettino. E invece un altro ragazzo che sicuro conosci, cosa ne pensi di Francesco Sarnataro? Dobbiamo mettere questo caricato nel telefono. Dobbiamo mettere questa palla bianca, questa palla rossa in 3 palle blu. Allora, no, per poco, no il buchino, no il secondo buchino. Ma zanzarito in spagnolo moschito e mosco come si ride? Moschito come si ride? Mosca in spagnolo zanzarito e zanzara moschito. Questo penso, cioè sono tutte le sue battute. Sono tutte le sue battute, ma quindi per te è un idolo? No, idolo no, è un pochino la mia fonte di ispirazione. Però so che ti ha bloccato. Mi ha bloccato perché la sorella ci rimane male che io copio i suoi video. Non ci metto niente a rifarlo. 4 profilo video su video lo copio. Cioè, semplice. Ok, semplice. Però diciamo la cosa che vuoi far passare è che tu non lo copi perché vuoi fare più numeri di lui, ma ma tu lo copi perché è una fonte di ispirazione. Mi piace quello che fa, lo vorrei portare anch'io sul mio profilo, la cosa che fa lui, capito? E se fai più numeri di lui? Per me è uguale, cioè io vado avanti. Va bene. Allora, invece cosa ne pensi di Enzo Costa? Vai, sono curioso. Sangoppe e Costa. Sta con Sara che beve l'acqua. Prima si lasciano, poi si mettono insieme, poi si lasciano, poi si mettono insieme. Ma che combinano? O stanno insieme o vi lasciate, che fate? Ma lo fanno per far parlare di loro? Poi un po' sì, e fanno anche bene, almeno è sul momento, secondo me sì. Ti piacciono i contenuti che fanno, che portano? La fidanzata urla troppo nei video, non ce la faccio più. Cioè tipo, emula. Vincenzo! Vieni a che? Accirata! Madonna mia, sembra ogni volta. Però ci sta, dai. Ti sono simpatici? Sì. Allora, torniamo all'emisfero femminile, visto che tu sei un donnaio, cioè ti piacciono proprio le femmine, no? Cosa ne pensi? Playboy. Cosa ne pensi di Sara di Torino? È magrolina, è bionda, è bella,
la perfetta ragazza che dovrebbe stare con me, però mi ha bloccato. Come t'ha bloccato? Non ho più possibilità di parlarle. Di interagire. Di interagire con lei, anche se oggi è il suo compleanno. Auguri, non fa niente, auguri. È la primavera nasce un fiorellino, ma sai quanti fiorellini oggi nascono a primavera? Però niente, questo. Gli dedichi questa poesia? Tanti fiorellini, ma auguri comunque perché fa 20 anni. Va bene. Cosa ne pensi di Giulia Ottorini? Giulia Ottorini ha 8 motorini. È bellina ma se la tira troppo. Giulia Ottorini ha 8 motorini. E questo penso. Ma la segui? No, non sono appassionato di lei. No? No. Perché c'hai i capelli ricci? No, è meglio Giulia Paglianiti, anche se ha troppe paglie. Giulia me la farei nella paglia, però è bella Giulia Paglianiti, me la farei in paglia. Fare l'amore con lei in paglia. In paglia più niti. Più nidi, esatto. I nidi degli uccelli. I nidi. Paglia nidi. Giulia nella paglia, me e lei nella paglia con il nido. Magari il nido che cova le uova, il suo uovo sono io sono l'uovo di Giulia Paglianiti, capito? Più chiaro di così, cioè non è che ve lo puedo spiegare in altre lingue. Esatto. Cosa ne pensi di Alessia Lanza? Meglio Matilde Pagano, perché Matilde Pagano diciamo che è meglio di Alessia Lanza, capito? Cioè alla fine è più all'allineatore meglio. Si somigliano molto. Sì, Però ti piace di più Matilde? Esatto. Fubbe, imparati, state accorti. Fubbe, state accorti. Stai attento, Fub, che ti fa la polpetta dal piatto. Esatto. Imparati. Imparati e capite. Allora, Anto, facciamo l'ultimo nome. Eh. La chiudiamo con Insta Paolina. Cosa ne pensi? È bella, me la metterei nell'acqua con lei e farei il motorino più o meno. Farei un bel motorino con lei. Fammi vedere quando parte. Allora facciamo proprio l'ultimissimo, Anto. L'ultimissimo. Cosa ne pensi del Penguin? Il Penguin è bravo perché mi ha dato l'iPhone, la maglia di Dybala, gioca molte bollette. Lei perde, però non fa niente, anche io perdo, tutti quanti perdono le bollette. Perché la bolletta non fa la persona. Penguin, a volte sei freddo quando sei un pinguino, fa troppo freddo. Tu hai freddo perché sei un pinguino.